Eccoci qua, sì, buongiorno signora Katsuko, buongiorno. Salve. Sì, Yoshida, buongiorno anche a lei. Sì, signor Nakamoto, salve, ben connesso. Non la vedo signor Nakamoto. Nakamoto ci sente? Perfetto. Veniamo a noi allora, vi presento il progetto e l'applicazione Safish. Allora, l'applicazione Safish, come già spiegavo alla signora Katsuko, è un'applicazione che permette di collegarsi direttamente con i satelliti e mio padre, scusate, buongiorno. Ma sono cinesi? Sono giapponesi, papà, salve. Salve. Sì, ok, siamo in riunione però adesso. No, Buonasera. non serve. Arrivederci. Non serve, ok papà? Va bene, grazie, arrivederci. Ciao. Ecco. Scusate un attimo l'interferenza, Ma sono quelli del ristorante qua di fronte? No, papà. Aspetta. No. Ok. Chiedo di nuovo scusa signor Nakamoto e signor Yoshida. Allora, spostati un attimo. Un 53, un 22 e un 101. E poi quella salsina verde, come si chiama? Papà, come si chiama? sono Quella verde. Sono in riunione. L'altra volta in riunione. Un po' verde, okay? però. Ok. Vi chiedo di nuovo scusa signori, grazie. Da noi è un po' la prassi, si scherza, è una cosa che qua in Italia da noi si usa spesso anche in riunione, ma va bene, torniamo sulla nostra applicazione, l'applicazione Safish, come vi accennavo poc'anzi, e vi dicevo che è un'applicazione che si può connettere direttamente al satellite e una volta che ha ricevuto il segnale può lanciare un segnale appunto sonar che permette di rilevare la superficie del fondale marino per arrivare a fare scusate. Ah, che video che mi manda tuo zio. Che favore. Ok. Sono desolato signori. Vabbè, applicazione Safish, stavamo dicendo che come vi Ecco, le scarico. Si fa alla vecchia maniera. Ecco. Bello, Era lui quando giocava a calcio nel Vangadizza, giocava in porta, parava, sì e no, insomma, ti ricordi Giuseppe? Eri piccolo, vabbè dai, cos'è che no. Mi scusi ancora signora Yoshida, l'applicazione che stavo cercando di... Non va, è cinese, non va. L'applicazione che volevo presentarvi, per la quale avete stanziato anche che inizia forum. Dai che Mario dalla Pellegrina, quel che ha venduto il bar ai cinesi. Giuseppe. Salute. Buono sushi. Però mia mamma lo faceva meglio.